allarmi in queste ore. Il Veneto domani potrebbe essere riclassificato in zona arancione dal governo. Se così fosse, la prossima settimana anche le superiori potrebbero tornare in presenza al 50%. Obbligo vaccinale per il personale sanitario secondo il nuovo decreto legge, sospensione o trasferimento per chi si rifiuterà. Serenissima, aperto le prenotazioni, anche ai settantenni procede con 4.000 dosi al giorno. Oggi è la giornata delle vaccinazioni al Lido. In 500 ambulanti questa mattina hanno protestato davanti alla sede della Protezione Civile a Marghera. Abbiamo diritto di lavorare. Di idee per la gestione tecnica ed economica delle grandi navi fuori dalla laguna di Venezia l'ha deciso ieri sera il Consiglio dei Ministri. Questa mattina Venezia si è svegliata con una notizia sbalorditiva, anche la stampa ora si apre al mondo cinese. Sarà davvero così? Nonostante la pandemia, con le conseguenti restrizioni annuali, non rinuncia ai suoi fiori che saranno i protagonisti delle settimane prossime. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli, lo avete sentito, il Veneto verso la zona arancione. Tutti i parametri sono al di sotto della soglia massima, a dirlo il presidente Luca Zaia. Intanto questa mattina c'è stato l'assalto al portale regionale per le prenotazioni, molte le criticità che hanno assicurato risolte. Ragazzi, incrociamo tutto quello che possiamo incrociare. Se sarà confermata la nostra proiezione che la dottoressa Russo con i suoi uffici ha fatto, noi domani speriamo auspicabilmente che ci sia un passaggio di colore. Il contenimento del Covid c'è. I dati dell'R-Conti lo dimostrano, 1.12, con un'incidenza di 226.8 sotto la soglia dei 250 per 100.000 abitanti. In caso di fascia arancione riapriranno anche le scuole superiori al 50%. Sul fronte vaccini, dalla prossima settimana arriveranno 120.000 dosi di Pfizer da destinare ai richiami, ai soggetti ultrafragili e ai grandi anziani ancora da vaccinare, che sono 100.000. Sabato arriveranno 103.000 dosi di AstraZeneca e entro fine settimana 38.000 dosi di Moderna, mentre dal 19 aprile arriverà in Veneto anche Johnson & Johnson. Per questo mercoledì la regione siglerà un accordo con le farmacie. Intanto è stato attivato il portale regionale per le prenotazioni. Stamane 18.000 persone sono riuscite a prenotare la vaccinazione, ma molte le criticità registrate. 4-5 ULSS oggi non hanno aperto le prenotazioni perché non avevano vaccini. Qual è stato il problema? Che dovevano bloccare con un banner, che adesso c'è, la prenotazione. Allora chi inseriva il codice fiscale in quell'ULSS si vedeva la scritta: lei non appartiene alla categoria che può essere vaccinata, e sotto un'altra scritta che c'è e deve restare: se ritiene di essere invece di avere diritto al vaccino, chiami il numero. Secondo voi cosa è successo al numero? È andato per aria, a 100 linee è andato per aria. Anche il call center con il numero verde unico regionale preso d'assalto dalle chiamate ha creato disguidi all'utenza che non riusciva a parlare con l'operatore. Quando si collega al sito della prenotazione, lei viene indirizzata ad una pagina che dà tutte le informazioni, compreso tutto l'elenco delle malattie fragili, fragilissimi, vulnerabili, che danno diritto ad accedere a quella categoria. Allora, non avendo quella pagina di spiegazioni, molti cittadini hanno telefonato per avere informazioni. Entro oggi le criticità, assicura Flor, saranno risolte. Vaccini obbligatori nella sanità, ecco cosa farà il Veneto applicando le nuove disposizioni governative. Obbligatorietà vaccinale contro il Covid per il personale sanitario, medici, infermieri e OSS che lavorano a contatto con i pazienti nelle strutture pubbliche e private, e quanto prevede la nuova bozza del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri. Ecco come il Veneto si prepara alla sua attuazione, spiegandone il principio a cui si ispira il decreto stesso. È la tutela della salute pubblica, come ha detto il Presidente prima. Quindi
La vaccinazione viene resa obbligatoria perché per questa malattia che attualmente ha il peso sanitario che conosciamo è molto importante che le persone vengano tutelate da chi li prende in cura. Nel Veneto la non adesione alla vaccinazione anti-Covid del personale sanitario conta 10.000 persone, di cui 1.167 medici. Si tratta, per essere esatti, non soltanto di personale cosiddetto Novax, ma anche di chi per svariati motivi non è riuscito a vaccinarsi e spesso per cause a lui non imputabili. Le liste stilate dalla Regione con gli ordini di appartenenza vengono così spedite alle ULSS che richiameranno all'obbligatorietà il personale da vaccinare. Quindi la Regione ha 10 giorni per preparare questi elenchi per mandarli alle aziende ULSS. Una volta che le hanno ricevute, le aziende ULSS entro 5 giorni devono mandare una nota, un avviso ai soggetti che non risultano adempienti alla vaccinazione e entro 3 giorni, dice il decreto, questi devono esprimere la propria posizione. Termini decorsi i quali, se non si adempie all'obbligo, scatta il demansionamento o peggio la sospensione anche della retribuzione. Provvedimento a tempo come il decreto ed esteso a tutto il 31 dicembre 2021 con l'estensione dell'emergenza sanitaria. L'ULSS 3 Serenissima ha aperto anche ai settantenni e procede con 4.000 dosi al giorno. In 12 ore hanno aderito 5.300 utenti. Nel primo giorno di avvio del nuovo sistema di prenotazione lanciato nei giorni scorsi dalla Regione per poter effettuare il vaccino, l'ULSS 3 Serenissima registra già un buon numero raggiunto in 12 ore. Per l'azienda Serenissima questo avvio è stato molto interessante, anche perché nel giro di poche ore, da ieri sera fino ad oggi, a quest'ora, noi abbiamo già registrato quasi 5.300 prenotazioni. Contato fa sapere che la vaccinazione agli ultra ottantenni procede. Abbiamo già raggiunto l'80% degli ultra ottantenni tra vaccinati e prenotati, e significa o sono già prenotati nella nostra piattaforma oppure con l'assistenza domiciliare vengono contattati e hanno già ricevuto un primo contatto per essere vaccinati a domicilio. Questa fascia di popolazione al momento si aggira attorno alle 2.000 unità, 1.000 delle quali sono già state vaccinate. Ecco perché con questi numeri ora è possibile prenotare anche per le persone che si trovano nella fascia d'età tra i 70 e i 79 anni. La popolazione che fa parte a queste categorie si può prenotare. Le liste sono aperte fino a venerdì prossimo, quando faremo il punto su scala regionale, e poi verranno ulteriormente aperte. Questa fascia d'età ha un duplice riferimento: il proprio medico di famiglia, che ha la facoltà di somministrare il vaccino, e la via della prenotazione in uno dei punti vaccinali dell'ULSS 3. Contato evidenzia infine che l'azienda è in grado di garantire il vaccino a tutti coloro che hanno aderito e hanno un appuntamento nei prossimi giorni, in cui sono pronti ad effettuare circa 4.000 dosi giornaliere. A Lido di Venezia invece sono partite le vaccinazioni alle persone ottantenni e ultra ottantenni. Prima delle 2 giornate di vaccinazione al Lido di Venezia, nella sede dell'ex liceo Severi, la vaccinazione delle persone ottantenni e ultra ottantenni dell'isola. Oggi sono già in agenda 500 persone, altrettante ce ne saranno domani, e abbiamo organizzato secondo una modalità abbastanza consolidata, utilizzando questa palestra della scuola e organizzandola secondo delle linee di lavoro definite ormai in diverse occasioni. Di seguito le indicazioni mediche di come comportarsi dopo la vaccinazione in presenza di eventuali successivi dolori. L'impacco freddo in caso di dolore al braccio, di dolore locale, oppure per esempio un antidolorifico nel caso dovesse comparire un po' di dolore, un po' di malessere, febbricola nell'arco delle 12-24 ore successive alla vaccinazione. Per il resto ovviamente il soggetto può fare la vita
vita di tutti i giorni. Sabato i vaccini di richiamo presso il monoblocco del Lido, sempre con i volontari della Protezione Civile. Noi siamo qui fuori per gestire l'ingresso e ci sono degli altri volontari all'interno che gestiscono gli spostamenti tra l'attesa, le vaccinazioni e l'attesa dopo il vaccino, i 15 minuti dopo il vaccino. Nuova protesta degli ambulanti di tutto il Veneto oggi a Marghera. Partite IVA crocifisse. Sì, ormai siamo in croce tutti quanti. È umiliante per me essere qui, però è altrettanto umiliante essere a casa e non poter guadagnare per la mia famiglia, per i miei figli e per il mio futuro. In diverse centinaia gli ambulanti di tutto il Veneto si sono dati appuntamento dalle 11 del mattino davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera. Quali sono? Noi vogliamo che interceda con il governo. Manifestano la rabbia contro le chiusure e le restrizioni imposte loro da troppo tempo, dicono. Commerciante e mamma, da sola ovviamente, con il mutuo perché mi sono acquistata questo lavoro, quindi ho un mutuo di 840 euro al mese per il mio lavoro e in più pago l'affitto perché mi sono mancati i genitori anche a dicembre, quindi sono proprio da sola. La protesta degli ambulanti con cartelli, striscioni e slogan, ma anche con corde da impiccato attorcigliate al collo. Siamo all'aperto noi possiamo tranquillamente gestire la situazione di sicurezza. Non è una cosa giusta che ci sono un sacco di attività aperte e noi siamo chiusi, perché se fosse legato alla sicurezza sarebbe chiuso tutto. Per noi ambulanti non alimentare il mercato è vietato, puntualizzano. Per quale motivo i mercati che sono all'aperto sono chiusi e i negozi di abbigliamento, in questo caso da bambini come intimo, come abbigliamento sportivo, come le scarpe sportive, possono vendere la stessa nostra merceologia e noi no? Troppi divieti, pochi ristori, tra gli slogan scanditi. Quello lì è mio figlio, è qui con me. Come farò a dar da mangiare a lui? Come farò a continuare a pagare l'affitto? E io non chiedo, vabbè, volete darmi dei ristori, datemeli, ma fatemi lavorare. Un attacco da parte di ignoti ha costretto il comune di San Donà di Piave a interrompere un video incontro pubblico con cui l'amministrazione stava presentando ai cittadini il progetto Porta Nuova e i relativi cantieri. Un centinaio gli utenti collegati. All'improvviso però sono apparse immagini pornografiche, bestemmie e imprecazioni varie, tanto che non è stato possibile proseguire la riunione. L'amministrazione comunale ha espresso amarezza e rammarico per l'episodio, notando che si tratta di un fenomeno purtroppo sempre più diffuso, tanto da essere etichettato dagli addetti ai lavori come Zoom bombing, dalla piattaforma di videoconferenze che per prima ha sofferto di questi attacchi. Un concorso di idee per la gestione delle grandi navi fuori dalla laguna di Venezia lo ha deciso ieri sera il Consiglio dei Ministri. Sentiamo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per la disciplina del traffico crocieristico in laguna. Se nel breve periodo la decisione di far attraccare le navi a Porto Marghera è l'unica soluzione, non si può dire altrettanto per il lungo periodo. La soluzione del lungo periodo deve essere quella di portare le navi al di fuori della laguna e questa è la decisione unanime di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio dei Ministri, quindi dai Italia Viva al PD, alla Lega, a Forza Italia, via dicendo, all'EU, eccetera, eccetera. Ovviamente va gestita la transizione e quindi da subito bisogna far sì che a Marghera ci sia la possibilità davvero di approdo, perché il porto è ricchezza e posti di lavoro che vanno garantiti, salvaguardati e anche sviluppati in prospettiva. Venezia ha bisogno del suo porto, ma questo non deve comportare rischi per la laguna. Venezia senza il proprio porto è una cosa che non esiste. Venezia è nata nel mare, è nata con commercio, con forza politica costruita attraverso appunto il Mediterraneo, il mare grande, che era il mare di casa dei veneziani. L'atto approvato prevede un concorso di idee per realizzare punti di attracco per le navi fuori dalla laguna. Entro 60 giorni l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale dovrà lanciare il concorso per l'elaborazione di proposte e progetti di fattibilità tecnica ed economica. Per il 2021 sono stati stanziati 2,2 milioni di euro. Deve essere fatto a una velocità incredibile. Naturalmente la marittima è già pronta e già può continuare a lavorare. E dopodiché entro 60 giorni la predisposizione di questo bando di idee e dopodiché vanno trovati finanziamenti per realizzarlo velocemente. Naturalmente che non sia un altro Mose, perché sarebbe una follia assolutamente
inimmaginabile per la nostra città. Questa mattina la città si è svegliata con una notizia sbalorditiva, anche la stampa ora si apre al mondo cinese, vediamo che cos'è successo. Dalle zattere a Piazza Ferretto, Piazzale Roma, la stazione, Lido, l'Accademia. La notizia ormai ha fatto il giro della città, Laguna e terraferma. Anche il quotidiano La Nuova, come il resto della città, ha deciso di aprirsi alla comunità cinese. Le locandine sono sparse ovunque. Con stupore la scelta editoriale del quotidiano in questione, il commento che arriva da Venezia.com, che da anni lotta per preservare la città. Mentre la comunità cinese residente in città applaude all'iniziativa, continuano, alcuni si chiedono se sarà in cinese e mandarino o semplificato. La Nuova, riferiscono ancora da Venezia.com, fa sapere che questa scelta si inserisce in una strategia volta alla conquista di una fascia di lettori sempre più ampia in città, che in futuro potrebbe essere preponderante. Le altre testate locali progettano la controffensiva con edizioni in cingalese e arabo. Sarà proprio così? Ed ora una notizia giunta poco fa in redazione, un incidente che è avvenuto davvero pochi minuti fa a Mirano. Sul posto l'elicottero del SUEM di Treviso 118, il grave sinistro è avvenuto in via Taglio Sinistro. Sembra che due ragazzi fossero a bordo di uno scooter, ancora non si conoscono ovviamente i particolari di questo incidente. Il quadro purtroppo sarebbe molto serio, le due persone sono state portate via, i due ragazzi sono stati portati in ospedale da quel che sappiamo in gravi condizioni, non si sa però ancora nulla, probabilmente nel corso dei prossimi telegiornali. E andiamo avanti, nonostante la pandemia con le conseguenti restrizioni, Noali non rinuncia ai suoi fiori che saranno i protagonisti delle prossime settimane. Nessuno di noi 2 anni fa avrebbe detto che avremmo lasciato Noale per 2 anni consecutivi senza la festa dei fiori. Proprio per questo i volontari della Proloco, con il sostegno del Comune, hanno pensato a un'iniziativa alternativa perché Noale non debba rinunciare ai suoi fiori. Commercianti, esercenti e ristoratori si sono ingegnati. Al rosso, colore ormai associato alle restrizioni, hanno contrapposto il bianco, segno di pace e purezza, il rosa, segno di rinascita, l'indaco, capace di stimolare i sensi, addobbando logge, portici, vetrine e davanzali. È nata così questa iniziativa che ovviamente si fonda sul fatto che Noale è una bellissima città e che basta davvero poco per renderla ancora più bella. Quindi con queste nostre decorazioni floreali e con questa iniziativa che coinvolge tutta la popolazione abbiamo voluto far rimettere Noale di nuovo al centro in attesa di poter ripartire con i grandi eventi. I fiori però sono diventati protagonisti anche in pasticcerie e gelaterie. Così è nato il tramezzino fiorito, la cheesecake alla viola, il gelato alla liquirizia con infuso di fiori di camomilla, ma è solo l'inizio perché l'evento durerà fino al 25 aprile in modo che ognuno possa esprimersi. Grazie alla nostra Proloco, grazie a tutti i volontari e davvero così Noale è pronta in fiore per dare un segno comunque di bellezza e di speranza nonostante permanga la situazione Covid. Noale è bella anche così e noi ce la vogliamo godere. Siamo arrivati quasi al termine di questo telegiornale, una giornata da passare insieme in una Pasqua resa complicata dal Covid e dalle restrizioni. Proprio per questo Antenna 3 non vi lascia soli, dedica a tutti voi telespettatrici e telespettatori una maratona speciale con collegamenti dal territorio, tanti ospiti e musica. Si parte alle 10 del mattino con la diretta della Santa Messa Solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco a Venezia.
Spezia, dopo la Santa Messa la nostra diretta, dove non mancheranno vere e proprie sorprese, fino al telegiornale di Treviso delle 19:30, ma i veri protagonisti potrete essere voi con i vostri messaggi, video e auguri al numero 0422 162 8332, potrete chiamarci in diretta, mentre al 351 1755 340 potrete mandare i messaggi e i video di auguri. E questa era la nostra ultima notizia, a me non rimane che lasciarvi alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Benvenuti al meteo. La pressione atmosferica inizia a calare per l'avvicinamento da nord-est di una depressione associata ad aria fredda. Qualche fastidio lo causerà al nostro territorio, ma nel complesso la giornata risulterà in prevalenza asciutta. E allora vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 2 aprile ci mostra un ampio soleggiamento e un cielo al massimo poco nuvoloso. Sarà possibile una maggiore instabilità invece sui rilievi con occasionali piovaschi nel pomeriggio sera. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo soleggiato, col passare delle ore sono attese isolate piogge sui monti. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime sui 19-22 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole dappertutto, nel pomeriggio addensamenti sui settori alpini di confine, qui con qualche precipitazione. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.